Nonostante una situazione economica difficilissima per milioni di italiani, Berlusconi è tornato clamorosamente e prepotentemente sul tema giustizia. In un'intervista ha chiarito come intende riformarla. A me pare più una resa dei conti con la magistratura che un contributo per farla funzionare meglio. Quel che è certo, le sue proposte non accorceranno i tempi biblici dei processi nemmeno di un giorno. C'è di che rabbrividire. Comunque quello che trovo più sguaiato e anche vergognoso è l'uso che ha fatto di Falcone, il magistrato ucciso dalla mafia, dicendo che queste riforme le avrebbe volute lo stesso magistrato palermitano. Una panzana clamorosa che purtroppo non è stata sufficientemente stigmatizzata. Perché è detta da uno che prima delle elezioni ha chiamato eroe Vittorio Mangano, un suo ex fattore, un pluriomicida mafioso, oltretutto fatto arrestare e condannato a 11 anni di carcere proprio da Falcone. È una cosa indecente. Detta, e qui ci vuole davvero tanta faccia di bronzo, da un Presidente del Consiglio che ha come braccio destro quel Marcello Dell'Utri, noto frequentatore di mafiosi e condannato, seppure non ancora definitivamente, di mafia. Ma poi sono i punti che vorrebbe riformare che preoccupano. Innanzitutto vuole cambiare il Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno della magistratura stessa. Lo vuole così, ha detto, meno politicizzato, per cui ecco la novità. Questo CSM deve essere composto da meno magistrati e più da laici, quindi da uomini di nomina politica. Pensate, per abbassare il livello di politicizzazione del CSM si aumenta il numero dei politici. Questo è veramente fantastico. Poi vuole separare i ruoli del pubblico ministero dal giudice giudicante, un vecchio sogno del capo della loggia massonica P2, Licio Gelli. Questo sarebbe il primo passo per mettere i pubblici ministeri sotto il potere politico. E poi non vuole più l'obbligatorietà dell'azione penale. Sarà la politica, non ha specificato se il governo o il Parlamento, che di volta in volta, di anno in anno, deciderà quali saranno i reati da perseguire. Sin da ora mi sento di poter accettare scommesse che la corruzione e la concussione politica non saranno mai tra i reati da perseguire. Il giudice Bruno Tinti, autore di Toghe Rotte, un libro che ha avuto notevole successo di vendita e che analizza lucidamente lo stato di degrado dell'universo giustizia, suggerisce delle soluzioni per accorciare i tempi dei processi. Innanzitutto chiede maggiori risorse, ma poi prende atto che nell'ultimo documento di programmazione economica e finanziaria, valida fino al 2011, il governo Berlusconi non solo non le ha aumentate, ma le ha ridotte. E allora, suggerisce Tinti, serve fare di necessità virtù per reperire appunto nuove risorse, ridisegnando, ad esempio, le circoscrizioni giudiziarie, abolendo la metà dei tribunali e delle procure di piccole dimensioni. Naturalmente questo va a scontrarsi sia con i capataz politici locali, sia con gli avvocati delle sedi giudiziarie che verrebbero chiuse. Ma con questi risparmi si potrebbe ovviare a quelle carenze che sono tra le cause principali dei ritardi della nostra giustizia, e cioè assunzione di 1500 magistrati che attualmente mancano nell'organico, aumentare del 30% i funzionari amministrativi, dotare i tribunali di computer, stampanti, fotocopiatrici, autovetture, sistemi informatici moderni, insomma strumenti oggi indispensabili per lavorare. Ma si possono fare anche delle riforme a costo zero. Ad esempio, prevedere che le notifiche giudiziarie si possano fare tramite email, prevedere l'obbligo per l'imputato di eleggere domicilio presso il proprio legale, evitando così la possibilità di rinviare le udienze perché la notifica all'imputato non è arrivata in tempo, prevedere meno gradi di giudizio come nella quasi totalità dei paesi occidentali, oggi con tutti i gradi previsti per chi è ricco e può permettersi migliori avvocati, spesso arriva la prescrizione prima della sentenza definitiva. Prevedere la depenalizzazione di quei reati che potrebbero essere puniti con una multa. Insomma, se ci fosse la volontà di accorciare i tempi indecenti dei nostri processi, lo spazio per agire ci sarebbe. Ma probabilmente, con tutti gli inquisiti e i condannati che attualmente sono in Parlamento, una giustizia giusta che funzioni non la vuole la stragrande maggioranza della nostra classe politica. Grazie e arrivederci a mercoledì prossimo.